Archi d'estate e festa del pane per raccontare a tutti come la rete di imprese Sapere di Pane e Sapore di Olio promuova quel motto "I sicani mangiano sicano", un progetto che si inserisce tra quelli finanziati dal Galsicani per la promozione di una filiera agroalimentare d'eccellenza. E San Biagio Platani anche quest'anno per l'occasione diventa teatro di convegni, degustazioni, show cooking. Attira turisti e promuove nuove forme di rigenerazione avviando un dialogo con la farm di Favara. Per il secondo anno San Biagio Platani propone i suoi prodotti d'eccellenza, lo fa con una festa, ce ne parli perché è un momento molto importante per la promozione del vostro territorio. Sì, fortunatamente anche quest'anno siamo riusciti a realizzare la seconda edizione della Festa del Pane. È un evento portato avanti da 3 aziende locali che hanno deciso di unirsi in un ATS, stanno portando avanti un progetto finanziato dal Galsicani e l'ATS appunto ha la denominazione di Sapere di Pane e Sapore di Olio, proprio perché le 3 aziende che fanno parte di questa ATS appunto partono dalla produzione della farina, quindi la società cooperativa Terra e Vita, arrivare al panificio Frutti del Grano di Sabrina Circo, arrivare all'azienda L'Olio di Valeria di Licata Valeria. Tutte e 3 le aziende promuovono quindi i nostri prodotti e fortunatamente questa promozione avviene non solo a San Biagio Platani, devo dire che la rete ha molto girato in altre manifestazioni, in altri territori appunto per spostare anche all'esterno, far conoscere anche all'esterno le nostre eccellenze. La Festa del Pane a sua volta si inserisce in un contesto ampio degli archi d'estate. Gli archi d'estate che sono stati realizzati grazie ad un finanziamento del Ministero della Cultura, un progetto presentato dal Comune di San Biagio Platani nell'ambito del bando Borghi promosso dal Ministero della Cultura. Anche questi per la seconda edizione sono stati installati lungo il nostro corso. Sono 10 installazioni con 10 temi diversi, tutti temi abbastanza attuali, temi importanti, dal riconoscere se stessi, alla violenza sulle donne, al grave problema della siccità, al bullismo, quindi temi molto forti e molto attuali. Avete anche coinvolto la farm quest'anno? Sì, esatto. La farm, tra l'altro, stasera ci spiegherà come realizzerà i suoi interventi previsti all'interno del progetto Rigenerazioni Archi di Piano 2030, un progetto che mira a valorizzare sì la nostra tradizione, la nostra festa, ma grazie all'intervento di Farm, e dopo lo ascolteremo nel seminario, si capirà come unire la nostra cultura con la cultura di altri artisti, quindi è questo che Farm farà, porterà altri artisti a San Biagio e i nostri artisti locali spiegheranno come noi realizziamo le nostre architetture effimere. Una rete di imprese, Sapere di Pane, Sapore di Oli, che porta San Biagio Platani per il secondo anno al centro di un grande evento, la Festa del Pane. Sì, davvero è una grande soddisfazione perché fondamentalmente finalmente abbiamo le nostre imprese, non solo di San Biagio, ma del territorio dei Sicani, stare assieme in un cluster che rappresenta un paniere e che rappresenta l'intero territorio in tutte le sfaccettature, ed è un ottimo risultato che abbiamo ottenuto con i livelli di intervento del GAL. Sia in un primo livello abbiamo messo assieme le pubbliche amministrazioni e le associazioni senza scopo di lucro, in un secondo livello mettiamo assieme le imprese che operano nel territorio sia nell'ambito agroalimentare che nell'ambito del turismo, e vedere rappresentato il territorio sotto il cappello del distretto rurale di qualità dei Sicani è davvero una bellissima soddisfazione per la nostra agenzia di sviluppo locale che opera già da molto tempo nel territorio. Anche perché tra l'altro questa vostra festa ha un significato, mettere in evidenza quanto i giovani siano capaci di rimanere sul territorio e portare quella linfa
che è innovazione, che è reinventarsi, che è crederci. Assolutamente sì, a me piace definirli i giovani restanti, è straordinario vedere come i giovani si formano e rientrano nelle proprie famiglie, nelle proprie aziende per condurre loro fin da subito le aziende con taglio naturalmente innovativo, sia dal punto di vista gestionale che dal punto di vista produttivo che dal punto di vista poi del marketing e della promozione, ed è grazie a loro che il GAL sta riuscendo a cogliere il segno e a promuovere appunto lo stare assieme, il cooperare, e questo, ripeto, per noi è un risultato estremamente straordinario. Della rete di imprese fa parte l'azienda che produce l'olio di Valeria, un prodotto particolarmente buono sia all'interno che nella presentazione. Buonasera, sono Valeria dell'azienda L'Olio di Valeria, è un'azienda strettamente a conduzione familiare. Io e la mia famiglia produciamo l'olio dal 1987 che ha iniziato mio suocero, poi abbiamo continuato noi la tradizione. Il nostro olio è molto profumato, è un multicultivar, perché c'è del San Benedetto che dà un po' di profumo all'olio, è molto gradito anche all'estero, allora viene molto richiesto e poco tempo fa ci è stato dato anche il marchio vegan e siamo anche nella guida Slow Food Italia. Voi come promuovete il vostro marchio? Che risposta avete dal pubblico? Allora, oggi con i media, pubblicità, anche lo promuoviamo fuori, lo esportiamo, lo diamo ai ristoranti. Sì. E con questa rete ora stiamo partecipando, promuovendo il mangiare nostro siciliano, che è molto buono, molto genuino. Aspetta, taglia. Si può tagliare. Lei è giovane, Valeria, avrebbe potuto, come fanno tanti, andare via, invece ha voluto rimanere qua. Allora, sinceramente sono tornata dalla Germania. Ho conosciuto mio marito e ci siamo sposati e poi infatti con la famiglia abbiamo deciso di intraprendere le olivette di mio suocero e anche acquistato delle nostre. Abbiamo continuato questa bella tradizione e speriamo di continuare, perché se tutti vanno via è bello il nostro territorio, lo dobbiamo arricchire, giusto? Il panificio I Frutti del Grano fa parte di questa rete di imprese che propone questo pane di San Biagio Platani che è veramente unico. Ecco, ci parli di questo pane? Appunto io le volevo parlare della cuggiura. La cuggiura è il tipico pane che facciamo qua per la festa, soprattutto per la festa di Pasqua. Oltre a servire come addobbo, diciamo, negli archi, eppure è un pane che per tradizione le persone mangiano il giorno di Pasqua. È un pane fatto tutto di grano duro e poi la sua caratteristica è che ci mettiamo l'olio appunto dell'altra rete di Valeria e quindi gli dà questa appunto friabilità e questo gusto particolare. Cosa producete oltre il pane? Voi avete portato tante cose qui. Siamo un panificio a conduzione familiare e i nostri prodotti sono tipo questi biscotti secchi, facciamo, tavola calda, tutto il pane, diciamo, tanti tipi di pane, dal rimacinato a un prodotto tipico, tipo un pane tipo pugliese. Hanno la caratteristica di essere realizzati con farine particolari? Soprattutto farina di grano duro e poi c'è pure la farina della Terra e Vita. La società cooperativa Terra e Vita produce delle farine, vediamo tanti tipi di farina, ci illustri un poco qual è la vostra produzione, che differenza c'è tra l'una e l'altra, per cosa sono più adatte, vogliamo saperne di più. Va bene.
Allora, l'azienda è l'azienda Terra e Vita, nasce nel 1991 e va avanti appunto da 4 generazioni. Io faccio parte della quarta insieme a mio fratello e ai miei cugini. Qui possiamo vedere le diverse farine, tra cui molte sono prodotte appunto a pietra, macinate a pietra, mentre quella di ceci che vedete alle mie spalle è invece macinata a cilindro, infatti anche diciamo, al tocco è molto più fine. Abbiamo diverse farine, abbiamo per esempio la Russello, la Tumminia, sono diciamo delle farine più dure a livello appunto di gusto, un gusto più deciso, e quindi vengono utilizzate la maggior parte delle volte per pane o pizza, mentre altre farine come per esempio la Maiorca viene invece utilizzata per i dolci perché ha un gusto più delicato. Per quella di ceci invece viene utilizzata sempre per cose come le panelle palermitane che ovviamente tutti mangiamo. E questa appunto è la differenza. Come ho detto prima, quella di ceci è invece macinata a cilindro perché deve effettivamente essere più sottile per creare appunto delle panelle perfette. Sono delle farine che coltivate voi, sono dei grani che coltivate voi direttamente? Sì, esatto, li coltiviamo noi, abbiamo diversi ettari appunto di terreno dedicati proprio ai grani e quindi alle farine, e quindi sono totalmente biologiche, e questo ci permette appunto di avere un'alta, anzi un'altissima appunto qualità a livello anche nutrizionale, qualcosa proprio che fa bene al corpo e ovviamente anche al gusto. Florinda Sajeva oggi presente a queste giornate in cui San Biagio Platani celebra il territorio, i propri prodotti e anche la capacità di offrire creatività e rigenerazione. E Florinda Sajeva è qui anche per parlare di questo. Sì, assolutamente sì, perché insieme a San Biagio stiamo pensando di portare un po' di creatività che ci appartiene, di portare degli artisti, organizzando delle residenze e quindi in maniera tale da poter reinterpretare quella che è diciamo il genius loci, mixandola con la creatività di artisti che portano di respiro internazionale. Quindi oggi racconteremo questo progetto e speriamo di poter dare il via presto. Voi porterete anche degli artisti qua per comunque fare crescere a livello di conoscenza quello che è il patrimonio culturale e dare nuovi impulsi? Assolutamente sì, perché San Biagio Platani ha un patrimonio di inestimabile valore, che è quello dell'artigianato. Cercheremo di creare un giusto connubio tra gli artigiani locali e gli artisti internazionali, perché possa avvenire uno scambio reciproco che possa arricchire sia il territorio ma anche gli artisti che poi diciamo, diffonderanno il verbo dell'artigianato di San Biagio in tutto il mondo. I sicani mangiano sicano e lei questa sera ha proprio elaborato un menù che vuole mettere in evidenza la bontà dei prodotti sicani. Ce ne parli un poco, ci racconti come saranno questi piatti, come li ha creati, perché li ha scelti? La bontà e l'originalità dei piatti dei sicani, naturalmente tutti i prodotti sono sicani, iniziando dall'olio di oliva che è una particolarità. Io oggi sono rimasto meravigliato non solo dal packaging di questi oli di San Biagio Platani, ma soprattutto delle cultivar Nocellara, Biancolilla Centenaria e soprattutto un presidio slow food che è il San Benedetto, la cultivar San Benedetto, un olio abbastanza intenso, fruttato, vegetale, erba tagliata, erba appena tagliata, carciofo. Per quanto riguarda invece il fruttato sentiamo i percettori della mela. Per quanto riguarda invece i piatti che abbiamo irrorato con il nostro olio d'oliva sono formaggi prettamente sicani, e in questo caso sono due, uno a pasta filata, quindi un caciocavallo nostro della nostra zona, l'altro è un misto in crosta di pepe. E li abbiamo elaborati e abbinati naturalmente con quello che è la base, visto che è la festa del pane, comunque delle farine, li abbiamo abbinati con due composizioni, quindi il formaggio in crosta di pistacchio di San Biagio lo metteremo sopra una cialda di perciasac, quindi di un pane fatto con grani antichi. Per quanto riguarda, e quindi in questo caso è un caciocavallo proprio in crosta di pistacchio, panato col pistacchio. Invece dall'altra parte abbiamo ripreso un piatto storico dimenticato
Prato, che è un luogo comune per tutta la Sicilia, ma soprattutto qua nella zona del Platani, in particolar modo a San Biagio Platani, che è il pitirri. In questo caso l'abbiamo cercato di fare gourmet, no? Quindi l'abbiamo fatto solidificare, quindi fatto il giorno prima in modo... Il pitirri è un'antica minestra siciliana dove a base c'è ovviamente un brodo vegetale intendiamo noi dell'acqua con del finocchietto e delle erbe selvatiche, delle verdure raccolte spontanee, però il finocchietto è obbligatorio e poi verrà legata con della farina, in questo caso di perciasacche, quindi una farina abbastanza di grani antichi. Questa appena calda, quindi anche se densa, ha un aspetto diciamo di minestra per intenderci, ma appena si solidifica, anticamente lo facevano sia fritto che al forno. Noi oggi lo proponiamo al forno con un po' di pomodoro, quindi un salpicone di pomodoro, e poi ovviamente metteremo una sifonata di formaggio, quindi è l'altro formaggio che è il misto in crosta di pepe che abbiamo diciamo reso liquido e poi lo andiamo a sifonare con l'attrezzo adatto.